esiste quella che si chiama la cosiddetta teoria delle code, cioè i tempi di attesa alle casse. Una branca del teoria della probabilità, abbiamo visto praticamente cosa viene calcolato. Viene calcolato in base al numero di clienti che arrivano alle casse e il tempo che impiegano questi clienti per pagare, una distribuzione. Volendo applicare questa teoria, diciamo, ad un insetto, prendiamo l'esempio della Carpocapsa del melo, che conoscete benissimo. Il ciclo della Carpocapsa è questo: praticamente sverna come larva di quinta generazione, larva di quinto stadio, scusate, si impupa, escono le farfalline, depongono le uova, le larve di primo stadio entrano nel frutticino e usciranno come larve di quinto stadio, e a questo punto o si va verso la formazione di una nuova generazione oppure si va verso lo stato di diapausa. Quindi, volendo utilizzare un pochettino l'iconografia che abbiamo usato fino adesso, cioè volendo tornare al supermercato, praticamente cosa succede? Se io calcolo il tempo in cui entro nel supermercato ed esco, entreranno le uova, queste uova diventeranno delle larve, si impuperanno e all'uscita avremo le farfalline. O meglio ancora, noi possiamo però suddividere questo supermercato, diciamo, chiamiamolo un centro commerciale molto grande, in piccoli supermercati per ogni stadio. Quindi avremo uno stadio in cui entrano supermercato in cui entrano le farfalline e ne escono le uova, uno in cui entrano le uova, escono le larve, uno in cui entrano le larve, escono le pupe, e uno in cui entrano le pupe ed escono le farfalline. Praticamente, volendo riassumere, cosa succede? Succede questo, che se noi vogliamo determinare il contenuto di uno stadio, pensiamo a ogni stadio come se fosse una scatola vuota. In questa scatola cosa succede? Avrò un flusso di ingresso nella scatola, quindi nello stadio, e un flusso di uscita. La teoria del ritardo variabile cosa vuol dire? Semplicemente che non tutto ciò che entra alla stessa ora, chiamiamola così, esce alla stessa ora dopo un certo periodo di tempo fisso. Al supermercato si entra in tot e si esce in tot, ma seguendo un flusso di tempo. Quindi per ogni stadio definito dell'insetto ci sarà una serie di sottostadi che in realtà noi non vediamo, però in natura esistono questi sottostadi, soprattutto più che in natura, diciamo così, in statistica. Quindi questa scatola, che è uguale a questa scatola, la dimensione è diversa, ma in realtà le dimensioni sono uguali. In questa scatola cosa ci saranno? Una serie di sottostadi di sviluppo, e questi sottostadi di sviluppo, chiaramente avvenendo a tempi diversi, cosa succede? Cosa faranno? Ritardano, nel vero senso della parola, praticamente il flusso di ingresso verso il flusso di uscita. Ora, questo numero di sottostadi praticamente è determinato ovviamente come un passaggio da uno stadio all'altro di un insetto. Il parametro principale che ha una grossa influenza, abbiamo visto, è la temperatura, che viene espressa, come sappiamo, in gradi giorno. Cosa succede? Che praticamente per calcolare il contenuto di quella scatola al tempo t più 1, cioè se oggi è il tempo t più 1 sarà domani, abbiamo bisogno di questa formula qui, che di per sé non è poi neanche tantissimo complicata. I parametri più importanti che ci sono in questa formula, che dobbiamo calcolare, ovviamente, di cui dobbiamo tenere in considerazione, sono il tempo, sicuramente, questo RH con T, che è il tasso di sviluppo, il K, che è il numero di stadi, diciamo quelli definiti, e
il H che è il valore, il numero di sottostadi. Il numero di sottostadi sono quelli, praticamente gli stadi che noi non vediamo all'interno della scatola, che viene definita anche come una probabilità, cioè probabilità di sviluppo di ciascun sottostadio. Abbiamo ancora poi il parametro del delay, che significa ritardo, quindi dipende dalla temperatura, e ancora il parametro D con K, che è la mortalità. In realtà la mortalità, vi dicevo, noi considerando un modello che non è un modello quantitativo, cioè noi non determiniamo il numero di insetti presenti allo stadio T più 1, ma determiniamo una probabilità, cioè determiniamo un numero non definito, una proporzione, ecco, chiamiamola così, una proporzione di insetti allo stadio T più 1, in realtà la mortalità per questo tipo di approccio non serve tantissimo, però comunque se abbiamo il valore è sempre comunque meglio inserirlo. Il parametro H è una distribuzione di probabilità. In realtà il modello originale usa la cosiddetta distribuzione gamma. La distribuzione gamma è praticamente quella che vedete in questa rappresentazione. Tenete presente, avete presente sicuramente la distribuzione normale, una curva gaussiana. Sono tutte distribuzioni di probabilità. In realtà la distribuzione gamma ha il vantaggio che si può partire da una probabilità di distribuzione esponenziale a diversi tipi di curva. In realtà si potrebbero usare benissimo anche altre distribuzioni. Per tornare all'esempio che facevamo prima, mettendo in grafico il numero di clienti per il tempo di attesa alle casse, si calcola un valore lambda che è dato dalla media diviso la deviazione standard al quadrato, un valore beta che è 1 diviso lambda, e si calcola questo lambda che in questo caso la media diviso la deviazione standard al quadrato, il beta, e il parametro H praticamente non è altro che questo valore qui di beta. Quindi se noi andiamo a riprendere il nostro grafico di prima, il numero di clienti alle casse per il tempo che i clienti impiegano alle casse, calcoliamo la distribuzione gamma e vedete che abbiamo una curva campana. Tutte cose abbastanza complicate che comunque vedrete riusciremo in qualche modo poi a semplificare nel corso, andando avanti. Come avevamo già visto, il tasso di sviluppo lo calcoliamo con una funzione di Brière, che è una curva sempre a campana dipendente dalla temperatura. Il parametro il ritardo lo calcoliamo con i dati di letteratura oppure con i dati che troviamo delle prove che facciamo magari in laboratorio, è semplicemente 1 diviso il tempo in giorni in cui per esempio si impiega dalla larva ad arrivare alla pupa. Qui vediamo una possibile rappresentazione, quindi vedete che la curva campana è al contrario quando qui abbiamo i giorni. In realtà io devo poi avere un tasso, quindi ho la possibilità di calcolarlo con un'altra formula e otterrò un valore che non è più una curva campana, ma è una curva di questo tipo, in cui viene calcolato il mio valore del ritardo, sempre espresso in questo caso in giorni. Tutta questa combinazione di tutto questo modello alla fine ci dà come risultato la praticamente previsione della nascita, in questo caso è qui un grafico che ho preso dalla regione Emilia-Romagna, previsione della nascita larvale di Pandemis, Cidia pomonella, stazione meteo San Giovanni in Persiceto. Vedete, vengono prodotte queste due curve in cui ci dice praticamente
la proporzione di larve, in questo caso utilizzando il modello a ritardo variabile. Come al solito un personaggio di cui magari avete già sentito sicuramente parlare, il signor Roland Aylmer Fischer, sicuramente avete sentito parlare del test di Fischer, un matematico, australiano, britannico-australiano, che viene considerato colui che ha fatto della statistica la scienza famosa, una scienza moderna, in quanto ha formato i concetti di riferimento della statistica matematica moderna. Quello che è interessante che riguarda la nostra parte è che il Fischer non solo ha elaborato tesi statistiche sui numeri puri, ma si è occupato anche un pochettino di biologia, in quanto nel 1918, per esempio, dimostrò matematicamente che i caratteri genetici seguono regole indicate da Mendel e che si distribuiscono secondo una curva di Gauss. Poi una cosa molto importante che ha fatto è chiaramente introdurre per la prima volta il disegno sperimentale delle nostre prove, dei nostri esperimenti. Perché lui cosa dice? Introduce la regola che gli esperimenti devono essere programmati prima di essere effettuati, ovviamente, affinché i test statistici possano avere una loro validità. E in questo ambito coniò il famoso concetto di ipotesi nulla e ipotesi sperimentale H1. Poi andatevi poi a approfondire perché queste sono cose molto molto interessanti. E ancora nel 1930 propone la teoria genetica della selezione naturale, nella quale studiava diversi concetti nel campo dell'evoluzione, e la cosa molto importante è che arriva a denunciare un teorema fondamentale della selezione naturale che afferma che in presenza di selezione naturale la fitness media di una popolazione tende ad aumentare. Che cos'è la fitness? La fitness in questo caso non vuol dire, non pensate ai muscoli, culturismo e tutte queste robe qui. Fitness in questo caso, la fitness genetica, significa semplicemente il potenziale di fertilità, cioè la possibilità che gli individui si replichino in maniera con un buon potenziale di fertilità. Quindi il nostro Fischer. Andiamo avanti oggi parlando della dinamica degli insetti e entriamo proprio nello specifico che riguarda un pochettino questo corso, che appunto non è solo la dinamica di popolazione, ma una parte specifica in cui oggi, e presumo anche un po' sicuramente nelle prossime lezioni che ci mancano, svilupperemo un modello proprio dal vivo. Quindi vediamo un po' se riusciamo, perlomeno se riusciamo a farlo e cosa succede. Io vi propongo un modello che ho messo a punto io, perché non ho inventato niente di nuovo, ma è un approccio abbastanza relativamente nuovo, che mi sembra un po' il caso ideale in cui noi abbiamo a che fare con degli insetti tipo la nostra amica cimice asiatica o gli afidi, in cui abbiamo, o le cavallette per esempio, in cui abbiamo una popolazione che è molto numerosa e in cui le generazioni si sovrappongono una con l'altra, in cui praticamente noi non abbiamo ben definito l'inizio e la fine di ogni stadio, in quanto oltretutto la fertilità di solito è molto elevata, in caso degli afidi poi addirittura abbiamo la partenogenesi, quindi assenza di copulazione, quindi praticamente abbiamo una grossa massa di individui in cui non riusciamo a distinguere più quali sono i più giovani e i più anziani, e di fatto con un potenziale dannoso relativamente alto. Questo modello io l'ho chiamato per il momento modello a indice di rischio. Come funziona?
Innanzitutto cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare quando si parte per fare un modello di qualsiasi tipo, naturalmente, abbiamo visto, è quella di conoscere il tuo nemico. Quindi il nostro nemico in questo caso è la cimice asiatica, che si chiama Aliomorpha halis, finché qualche entomologo magari non gli darà qualche altro simpatico nome, comunque per il momento si chiama ancora così. Che cos'è questa brutta bestiaccia? È un insetto, appartiene all'ordine dei rincoti, sottordine degli eterotteri, famiglia Pentatomoidi, è una cimice, genere Aliomorpha, specie Aelis, che voi come sapete bene, la specie degli insetti, il secondo nome di solito viene da un autore, in questo caso è questo signor Stell del 1855. Gli ospiti di questa signora sono purtroppo, bene per lei e peggio per noi, sono un fracco. Abbiamo praticamente quasi tutti i fruttiferi, melo, pero, pesco, susino, eccetera, la vite, piante ortive, pomodoro e altre solanacee, leguminose, cereali, piante ornamentali. Insomma, più che ne ha, chi più ne ha più ne metta. Quindi è estremamente polifago. Naturalmente questo insetto non era endemico da noi, non c'era, è arrivato dal Giappone, dalla Cina, probabilmente è originario della penisola coreana o dell'isola di Taiwan, ed è stato segnalato per la prima volta in Italia nel ormai lontano 2012, quindi sono già praticamente 11 anni che abbiamo a che fare con questa bestiaccia. Come funziona la bestiaccia? Mi chiedo scusa, ma qui l'animazione mi è un po' scappata di mano. Allora, innanzitutto noi cominciamo con una popolazione svernante. In genere quasi tutti gli emitteri o i rincoti svernano come allo stadio di adulto. Quindi la nostra cimice asiatica sverna allo stadio di adulto e dove sverna? Sverna va a cercarsi dei ripari praticamente dove? All'interno delle case, nei garage, nei magazzini, nei buchi dei muri, alle volte anche solo sotto le siepi, per esempio. E la caratteristica di questo, una caratteristica particolare, lo svernamento, l'adulto che arriva a svernare, cosa succede? Emette una specie di, chiamiamolo così, di feromone di richiamo e altre cimici adulte che in questo momento stanno per andare in diapausa arrivano e si ammassano e formano dei veri e propri ammassi di adulti che svernano. Quindi non è come le altre cimici normali che noi magari troviamo ogni tanto anche durante l'inverno che ci svolazzano per casa, perché quelle sono singole. Questi invece svernano proprio in ammassi addirittura anche di centinaia di individui. Quindi capite che ammassandosi così uno sull'altro fanno anche una specie di barriera di protezione contro le temperature più critiche. Quindi per esempio se svernano al di sotto di anfratti nelle siepi o cose di questo genere, capite che la probabilità di sopravvivenza è elevata perché cosa succede? La temperatura colpirà ovviamente gli individui che stanno al di sopra e gli individui che stanno al di sotto invece staranno al bel calduccio e quando torna la bella stagione si risveglieranno e andranno a cercare ai noi da mangiare nei nostri frutteti. Quando appunto le condizioni sono favorevoli per la fine della diapausa invernale, gli insetti si accoppiano, producono le uova. Da queste uova si sviluppano 4 fasi giovanili che vengono chiamate anche neanidi. Si distinguono relativamente bene dagli adulti perché primo ovviamente sono più piccoline.
il sottostadio da Neanide 1 e la Neanide 2 sono rossastre, la 1 è proprio rossa sull'addome, la 2 è rossastra, la 3 e la 4 si avvicinano più al colore originale, ma la caratteristica è che tutti questi 4 stadi non hanno le ali, cosa che invece comincia a formarsi nello stadio di ninfa. Quindi dallo stadio di ninfa, che è l'ultimo stadio di evoluzione, a questo punto avremo la possibilità di avere nuovi adulti, i quali, se ci sono le condizioni favorevoli, cosa fanno? Proseguono il ciclo, quindi andranno di nuovo a deporre delle uova, oppure a un certo punto della stagione si recheranno nei ricoveri invernali perché è scattato il momento della diapausa. Quindi vedete un ciclo diciamo relativamente semplice, in questo caso anche abbastanza distinguibile, soprattutto tra la Neanide 1 e la ninfa. Se per esempio andiamo a pensare ad altri rincoti tipo gli afidi, a questo punto non si distinguono più se non tra attere ed alate, cioè, cioè forme senza ali e forme con le ali, ma se vogliamo andare a vedere i singoli stadi di neanide o di ninfa, ci occorre per forza una lente o un microscopio, quindi diventa una cosa abbastanza complicata. Quindi vedete la complicazione appunto di fare in questo caso un modello del tipo, per esempio, come abbiamo visto prima, ritardo variabile. Vi ricordate, spero che vi ricordiate che una volta che noi abbiamo descritto il ciclo dell'insetto, dobbiamo passare a fare quella che è cosiddetta analisi del sistema. Quindi cosa succede? Noi dobbiamo trasformare il ciclo che abbiamo precedentemente visto in un diagramma di flusso che ci aiuterà a fare il nostro modello. Sbaglio i tasti stasera. Allora, quindi partiremo sicuramente da una popolazione svernante. Vi ricordate che nel diagramma di flusso il simbolo della nuvoletta significa che noi non abbiamo una popolazione definita, quindi non sappiamo né la proporzione né il numero degli insetti che vanno a svernare. Ovviamente dallo stadio svernante, che sono gli adulti, verranno deposte le uova, dalle uova avremo le neanidi, le ninfe e di nuovo gli individui adulti, i quali in questo caso sono polivoltini e daranno origine a una nuova generazione, oppure ovviamente alla fine della diapausa torneranno nello stadio svernante. Cos'è che regola il passaggio da uno stadio ad un altro? Naturalmente sono dei tassi. Io in questo caso li ho chiamati tutti i tassi tasso di sviluppo, poi vedremo in realtà di distinguerli un pochettino. Quindi avremo tasso di sviluppo tra generazione svernante e deposizione delle uova, tra uova e neanidi, tra neanidi e ninfe, tra ninfe e adulti. Questo tasso di sviluppo è dipendente ovviamente da temperatura, che può essere usata o come abbiamo visto come tasso, quindi sarà la pura temperatura che rientra nel calcolo del tasso di sviluppo, oppure come sommatoria di gradi giorno. In questo caso come sommatoria di gradi giorno in realtà tasso di sviluppo non è proprio esatto, sarebbe più esatto dire se uso i gradi giorno o un periodo di sviluppo. Comunque diciamo che io li ho inseriti tutti e due un pochettino per ricordarvi come si fa un diagramma di analisi del sistema. E un altro parametro che è molto importante per l'andamento di tutto questo, per l'andamento del ciclo del nostro insetto, è la durata del giorno, quindi la lunghezza del giorno, il numero di ore di luce, perché questi insetti per loro sfortuna e per nostra fortuna
sono regolati dalla lunghezza del giorno. C'è un interruttore biologico, è un ritmo circadiano, quindi un interruttore biologico che a un certo punto dice se in primavera, se non c'è un numero sufficiente di ore di luce, l'insetto comunque non si sveglia, e in autunno, quando queste ore di luce diminuiscono, l'insetto va per forza in diapausa. Quindi in questo caso diciamo che è una relativa piccolissima fortuna, perché se noi seguiamo l'andamento climatico, le variazioni di andamento climatico che ci sono in questo momento, con l'aumento delle temperature, ovviamente il prolungarsi della stagione favorisce anche l'insetto, perché la temperatura rimane in un come si dice, in un ambito tale in cui l'insetto può ancora svilupparsi anche in autunno inoltrato. In realtà non succede questo perché appunto non ci sono le ore di luce sufficienti, e le ore di luce per il momento, grazie al cielo, non siamo ancora riusciti a influenzarle, quindi l'ora di luce dipenderà semplicemente dalla latitudine del paese, del posto dove vogliamo andare a far girare il nostro modello. Quindi di fatto questo è un parametro che è molto molto rigido. Non tutti gli insetti sono legati da questo parametro, ma parecchi hanno proprio una determinata soglia in cui di fatto non vanno avanti con lo sviluppo. Quindi abbiamo realizzato il nostro diagramma, e dal nostro diagramma cosa facciamo? Possiamo cominciare a estrapolare le informazioni che ci interessano, oppure vedere che cosa vogliamo fare con questo insetto. Allora abbiamo visto che innanzitutto lo sviluppo avviene attraverso il passaggio di queste fasi, dalle uova all'insetto adulto. Quindi dalle uova all'insetto adulto che cosa avremo? Avremo un cosiddetto tasso di sviluppo. Questo tasso di sviluppo sarà funzione soprattutto sarà funzione della temperatura. Partiamo innanzitutto da un modello base, poi vediamo più in seguito come possiamo modificare questo modello, magari introducendo altri parametri. Per il momento partiamo da un modello base. Quindi il tasso di sviluppo dipenderà dalla temperatura. Poi cosa succede? Per avere ovviamente per far sì che il ciclo continui, abbiamo bisogno che due individui, un maschio e una femmina, si accoppino e producono delle uova. Quindi a questo punto avremo bisogno di un tasso di fertilità. Questo tasso di fertilità è indicato in funzione di che cosa? In funzione della temperatura, anche qua, ma potrebbe essere anche funzione della diapausa, nel senso che abbiamo visto ci sono le condizioni favorevoli, ma in realtà l'insetto non ha più nessun interesse, oppure l'interruttore biologico dice che l'insetto deve andare a dormire, e quindi di fatto cosa succede? Che non avviene più l'accoppiamento, quindi il tasso di fertilità è sicuramente influenzato dalla temperatura, ma sicuramente influenzato anche dalla diapausa. E poi cosa abbiamo bisogno? Avremo bisogno anche di un tasso di sopravvivenza. Un tasso di sopravvivenza perché questi insetti, bene o male, muoiono, fortunatamente. Diciamo che questi sono abbastanza ostici, però di fatto questo tasso di sopravvivenza dipenderà dalla temperatura. Io ho messo fra parentesi anche fra umidità relativa, ma la tralasciamo per un momento e andiamo avanti solo con il parametro temperatura. Abbiamo quindi identificato praticamente che cosa ci serve, o qual è la base di partenza per sviluppare poi, come vedremo, il nostro modello. Il problema principale, che non riguarda solo questo tipo di insetto, ma anche molti altri, è il seguente. Noi vogliamo effettuare una dinamica di popolazione. In realtà qui risulta un po' complicato. Perché? Perché, come dicevo prima, in questo caso la popolazione di questo insetto da cosa è rappresentata?
dalla presenza di stadi diversi nello stesso momento con prevalenze di uno o più stadi. E vi aggiungo ancora la sovrapposizione di generazioni diverse. Qui vedete, io ho cercato di rappresentarla, vedete c'è un po' di tutto, ci sono dagli adulti a uova, a neanidi e a ninfe, quindi di fatto diventa molto complicato di riuscire a capire, riuscire a legare anche matematicamente delle curve che producano una situazione di questo tipo. Quindi è abbastanza complicato. Come vi ripeto ancora per l'ennesima volta, non possiamo fare un modello quantitativo, noi non assolutamente, chi vi propone un modello quantitativo per la dinamica di popolazione di un insetto, non dico che è un folle, ma non ha ben presente qual è la situazione, perché oltretutto non possiamo neanche dire quanti di questi insetti sono pericolosi per le nostre colture. Cosa guardiamo? Anche quando facciamo il monitoraggio o utilizziamo le trappole, quanti insetti sono pericolosi? 1, 2, 5, 1000, 10.000, 1 milione? È la stessa cosa in cui si verifica, per esempio, quando noi utilizziamo i captaspore per la ticchiolatura del melo. Quante spore sono pericolose? 1, 10, 1 milione? Quindi non lo sappiamo. Di fatto noi dobbiamo riferirci ad un modello che ci dia però un aiuto e ci riesca a produrre una proporzione di popolazione pericolosa. In questo caso io ho chiamato questa cosa qui con questa parola indice di rischio. Allora, tralasciamo un attimo questa parte verde, la vedremo poi in seguito. Quindi l'indice di rischio è funzione di che cosa? Di una popolazione attiva, la quale popolazione è un misto, abbiamo visto, e la presenza dell'ospite. Ovviamente è chiaro che se non c'è l'ospite, quindi se io non ho nel caso per esempio della Carpocapsa, se non ci sono ancora le piccole meline presenti nel frutteto, anche se c'è la farfallina, ovviamente non può andare o le larve di prima generazione non possono penetrare nel frutticino e quindi ovviamente il ciclo rallenterà. In questo caso è un po' più difficile perché abbiamo visto che questa bestiaccia qui, questa cimice, è estremamente polifaga, quindi l'ospite c'è comunque quasi sempre, o perlomeno un ospite di ripiego, un ospite secondario lo si trova. Tralascio un attimo con questo discorso perché lo faremo comunque in seguito, il collegamento. E invece guardiamo la parte che ci interessa di più oggi, che è questa qui, la popolazione attiva. Abbiamo visto che la popolazione attiva è formata da diversi stadi. Quindi, che cosa succede? Se io vado a considerare i diversi stadi, gli stadi saranno in fase di sviluppo. Ci saranno degli adulti che sono fertili, quindi ci sarà un tasso di fertilità e poi bisogna vedere gli individui che sopravvivono, quindi ci sarà un tasso di sopravvivenza. Quindi questa popolazione attiva è funzione di un tasso di sviluppo, di un tasso di fertilità e di un tasso di sopravvivenza. Questo è il concetto del modello. Quindi il modello produce un indice di rischio, poi vedremo in quale dimensioni, che numeri escono fuori, insomma, da questo indice di rischio. Questo indice di rischio, dicevo, basato sulla popolazione attiva e sulla presenza dell'ospite. Dobbiamo fare un attimo una piccola digressione, ma non è una digressione in realtà, perché vedete qui abbiamo tre tassi di sviluppo, tre tassi diversi, lo sviluppo, la fertilità e la sopravvivenza. Quindi è come se avessimo degli eventi, la popolazione, come posso combinare queste tre cose? Supponiamo che lo sviluppo, la fertilità e la sopravvivenza siano degli eventi che in qualche modo si sovrappongono. Quindi di fatto io vado a calcolare una probabilità di eventi.
se noi pensiamo a una rappresentazione con questi tre cerchi, in cui abbiamo un cerchio che indica gli individui che sono la proporzione di individui che in momento si sta sviluppando, la proporzione di individui che sopravvive, la popolazione di individui che è fertile, noi dobbiamo calcolare la probabilità che tutti questi eventi insieme si verifichino contemporaneamente, ovvero, o meglio ancora, quale peso hanno i diversi eventi se li combinassi insieme. Quindi matematicamente è una probabilità di eventi qualsiasi, quindi io vado a calcolare la probabilità in cui individui si sviluppano e siano anche e sopravvivano. Vedete che è l'incrocio praticamente fra il cerchio nero e il cerchio verde, l'incrocio fra il cerchio verde e il cerchio blu, quelli che sono in fase di sviluppo e sono anche fertili, ma dobbiamo andare anche a calcolare quelli che sono in fase di sopravvivenza e sono fertili, quelli che hanno tutte e tre le loro, che sono tutti e tre in fase, diciamo, ottimale, quindi si sviluppano, sopravvivono e sono fertili. Per calcolare la probabilità, quindi ottenere un numero solo dalla combinazione di questi tre insiemi, ricorriamo al calcolo della probabilità degli eventi qualsiasi. Quindi la probabilità di presenza della popolazione attiva, che io indico come PA, è uguale al tasso di sviluppo più tasso di fertilità più tasso di sopravvivenza, quindi tre insiemi totali, meno, dobbiamo togliere tutte le combinazioni, le sovrapposizioni singole, quindi le singole sovrapposizioni, più la combinazione delle tre probabilità. In questo caso cosa succede? Succede che io, se usassi un altro sistema, per esempio se io usassi un moltiplicatore, vediamo una tabella di esempio così magari capite meglio. Ecco, per esempio abbiamo qui tasso di sviluppo, tasso di fecondità, tasso di sopravvivenza e la popolazione attiva calcolata con questo metodo. Questo metodo che fra l'altro l'abbiamo già visto comunque per il calcolo delle probabilità, per esempio, del tasso di infezione. Andate poi magari a rivedervelo, è la stessa cosa, quindi matematicamente. Tasso di sviluppo 0,11, tasso di fecondità 0, tasso di sopravvivenza 0,17, popolazione attiva 0,24. Se io calcolassi questo tasso di popolazione attiva come semplicemente la moltiplicazione dei tre tassi, cosa succede? Che io qui 0,11 per 0 per 0,17 è uguale a 0. Qui è uguale 0,02 per 0 per 0,6 è uguale a 0. Quindi di fatto io sottostimerei la mia popolazione attiva. Invece facendo questa combinazione di probabilità cosa succede? Anche se uno dei tassi è uguale a 0, io comunque ho sempre una stima di quello che in quel momento potrebbe essere la mia popolazione, perché questo 0,24 praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante io abbia un tasso di fecondità uguale a 0, in realtà la popolazione va avanti lo stesso, perché non avrò magari deposizione di uova, ma avrò comunque lo sviluppo in età delle nostre neanidi verso le ninfe, verso gli adulti di nuova generazione. Quindi vedete che io qualsiasi valore io abbia, a meno che tutti e tre i valori siano 0, io qua avrò sempre un valore positivo. Quindi di fatto la mia popolazione non si fermerà mai, che dal punto biologico è corretto, cioè non esiste un insetto che oggi, anche se la temperatura è negativa al massimo, in realtà non faccia un piccolo avanzamento di sviluppo. Quindi di fatto, a meno che, ripeto, tutti e tre i parametri non siano uguali a 0, allora chiaramente anche il tasso in questo caso è uguale a 0, ma è un evento abbastanza raro. Quindi diciamo che io in ogni momento avrò comunque il peso della mia popolazione attiva
calcolato con questo metodo della probabilità degli eventi. Quindi, di fatto siamo a un buon punto, perché abbiamo capito che abbiamo bisogno del tasso di sviluppo, del tasso di fecondità e del tasso di sopravvivenza per calcolare questa popolazione attiva. Dove andiamo a trovare i dati per fare questa cosa, cioè per andare avanti col modello? Tasso di sviluppo, tasso di fecondità, tasso di sopravvivenza. Io mi sono appoggiato al famoso viaggio nel tempo e sono andato a cercare, anche con l'aiuto del nostro amico Sandro Bolognesi, che ci deve essere, penso sia anche lui da qualche parte, o qui in mezzo a noi, un po' di letteratura che riguarda appunto la cimice asiatica. In realtà, essendo un parassita relativamente, tra virgolette, nuovo, ci sono studi e bisogna combinare un pochettino i dati. Io, vi ripeto, ho realizzato questo modello al momento solo usando dati di letteratura. Vedete un po' qui, c'è un po' di tutto, e sono andato a ricercare soprattutto delle pubblicazioni che riguardassero appunto la temperatura e anche la dipendenza dal fotoperiodo. Ce n'era uno interessante sul fotoperiodo, eccolo qua. Technology and Photoperiodic Control. Quindi ci sono, diciamo, diverse pubblicazioni che possono essere utili per realizzare questo modello. I dati vengono trasformati la maggior parte delle volte, perché voi sapete che quando si realizza un esperimento che riguarda gli insetti, cosa si fa? Si va a realizzare in camera climatica, in laboratorio, degli esperimenti a temperatura controllata e si misura praticamente lo sviluppo di un determinato stadio, per esempio, che ne so, dalle uova alle larve, in giorni. Si contano semplicemente i giorni o le ore, oppure si contano comunemente si contano i giorni. In realtà noi abbiamo parlato di tassi, quindi trasformeremo il numero di giorni in un tasso. Come? Molto semplicemente facendo 1 diviso il numero di giorni. Per esempio, se a 15 gradi centigradi io ho un tempo di sviluppo di 20 giorni, il tasso di sviluppo a 15 gradi sarà 0,05 e così andando avanti. Ovviamente quando i giorni sono 0 anche il tasso di sviluppo sarà chiaramente 0. Quindi di fatto abbiamo la possibilità di calcolare questi tassi utilizzando le prove, appunto, in questo caso i dati trovati in letteratura. Quindi cominciamo col tasso di sviluppo. Allora, tasso di sviluppo, innanzitutto cosa dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare una funzione che mi dica appunto a che temperatura innanzitutto non ho sviluppo, quindi i 2 punti cardinali, il valore massimo e il valore minimo, e come si evolve durante il tempo, dipendendo dalla temperatura, il nostro tasso di sviluppo. Quindi io vado a mettere i dati trovati in letteratura sul mio grafico, dati trasformati in tasso. Naturalmente posso farci passare attraverso una funzione. Quale funzione ho utilizzato? Ho utilizzato la funzione di Brière, che abbiamo visto essere una delle più chiamiamo usate, delle più efficienti nel calcolare i valori di temperatura, di tasso di sviluppo. Vedete in questo caso che lui mi calcola Brière come temperatura minima per lo sviluppo 14,02, la massima 35 gradi. I P1 e M sono i 2 parametri che determinano l'andamento e lo spostamento della curva. Ho calcolato la temperatura ottimale, ho dimenticato di inserirla, comunque è attorno ai 30 gradi come tasso di sviluppo. Quindi
è un animale, è un insetto che abbastanza che reagisce abbastanza bene alle alte temperature, quindi diciamo che ha anche se come per la maggior parte degli insetti, vedete voi, si verifica questo fenomeno che una volta oltrepassata la temperatura ottimale si ha veramente una rapidissima decrescita verso un annullamento della possibilità di sviluppo. Questa funzione viene normalizzata, nel senso che siccome io devo fare un calcolo probabilistico, devo avere una funzione con dei valori distribuiti tra 0 e 1, quindi vado semplicemente a porre come massimo la temperatura ottimale e ottengo la funzione normalizzata, quindi una funzione che va da 0 a 1 a seconda della appunto temperatura. Quindi questo è il nostro tasso di sviluppo. Il secondo tasso che dobbiamo sviluppare è il tasso di fertilità. Anche in questo caso cosa succede? Io vado a prendere i dati di letteratura, anche in questo caso li metterò su un grafico e cercherò di farci passare attraverso una funzione. In questo caso vedete la funzione non è molto bella, perché i dati in realtà non sono molto, come si dice, compatibili è una parola brutta, c'è molta variazione tra i dati. Devo comunque questo tasso di fertilità probabilmente rivederlo un pochettino, ma cominciamo a tenerlo per buono, diciamo come primo approccio. In realtà qui non ci sarà più un tempo, ma ci sarà un numero di uova deposto, per esempio, per femmina adulta. Ho utilizzato comunque la funzione di Gruyère anche in questo caso. Vedete che qui mi dà una minima un pochettino più alta, 15.2, la massima sempre 35, la temperatura ottimale siamo sempre intorno ai 30 gradi. E anche in questo caso ovviamente posso ottenere con una semplice trasformazione matematica il tasso di fertilità normalizzato. Andiamo ancora avanti, facciamo l'ultimo tasso, che è quello che ci serve ancora per il nostro modello, che è il tasso di sopravvivenza. Il tasso di sopravvivenza non è nient'altro, anche qui abbiamo la sopravvivenza, in realtà è il numero di individui che sopravvivono a determinate temperature. Io in questo caso ho messo, avendo come si dice, un misto di popolazione, ho messo tutti insieme, in realtà poi nessuno ci vieta poi di andarli a separare, di fare in modo diverso. Comunque per il primo approccio consideriamo un tasso di sopravvivenza comune. Anche in questo caso ci posso far passare una funzione di Gruyère, mi viene a calcolare sopravvivenza minima a 15 gradi, sopravvivenza minima a 35, valore massima sopravvivenza anche qui leggermente inferiore ai 29, comunque sempre intorno ai 30 gradi abbiamo il massimo della sopravvivenza. Quindi in questo caso se noi volessimo pensassimo a una mortalità sarebbe esattamente la curva rovesciata, quindi avremmo un minimo di mortalità a 30 gradi e massimo di mortalità ovviamente tra i 15 gradi e ai 35 gradi. Quindi abbiamo calcolato in questo modo, eccolo qua, il tasso di sopravvivenza che viene normalizzato anche questo. Quindi abbiamo visto i tre tassi, tasso di sviluppo, tasso di fecondità, tasso di sopravvivenza. Come viene calcolato l'indice di rischio? Abbiamo l'indice di rischio giornaliero, praticamente viene calcolato così. L'indice di rischio giornaliero è uguale a che cosa? Alla popolazione attiva, che abbiamo visto è la combinazione proporzionale tra i tre tassi, oraria diviso 24, la popolazione attiva oraria diviso 24, quindi otteniamo un valore medio giornaliero. Questo valore medio giornaliero cosa succede? Viene sommato
con una media mobile di 7 giorni in 7 giorni, cioè praticamente sommo sempre il valore di oggi sarà uguale al valore dei 7 giorni precedenti, mediato, quindi diviso 7. Quindi avrò una cosiddetta, come si chiama, cosiddetta media mobile. Andiamo a vedere un esempio, questo è l'indice di rischio. Allora, partiamo dal tasso di sviluppo, io parto qui dal 1° di aprile e arrivo al 31 di ottobre. Tasso di sviluppo, vedete praticamente qui viene calcolato proporzionale, quindi tra 0 e 1. Questa è la variazione del tasso di sviluppo durante la stagione. Il tasso di fertilità, vedete qui questo arancione, anche questo rimane relativamente, che in luglio, praticamente luglio e agosto sono i mesi in cui c'è più caldo ovviamente e non siamo ancora oltre i 35 gradi, perché se andassimo oltre i 35 il tasso si abbasserebbe perché è letale la temperatura, ma un caldo intorno ai 30 gradi favorisce molto lo sviluppo dell'insetto. Tasso di sopravvivenza, lo vediamo qua, vedete il tasso di sopravvivenza è molto alto, perché siamo a temperature vicine ai 30 gradi, ma non oltre i 30 gradi. Mentre vedete che quando andiamo poi piano piano verso la fase invernale, il tasso di sopravvivenza si abbassa. L'indice di rischio, in questo caso, se noi andiamo a fare quel calcolo delle probabilità giornaliere, che è questo qui, che tutti insieme, e facciamo la media mobile, sarà dato da questa curva. Vedete che cosa succede? Che il tasso, l'indice di rischio sale comunque, ha delle flessioni, perché ovviamente ci saranno dei periodi in cui la temperatura non è favorevole allo sviluppo, ha un apice, che appunto vedete si verifica nel mese di luglio, e poi ovviamente ridiscende verso l'inverno, verso la fase di diapausa. Bene, abbiamo visto allora il calcolo dell'indice di rischio. In realtà noi cosa dobbiamo vedere ancora? Dobbiamo ancora vedere la diapausa. Allora, per vedere la diapausa io ho bisogno di un parametro fondamentale che sono il numero di ore di luce. Il numero di ore di luce io l'ho calcolato utilizzando una formula in realtà molto più complicata, che è la formula che usa la NASA, però ho visto che la potevo ridurre, la potevo semplificare, e quindi calcolo le ore di luce semplicemente basandomi sulla latitudine e, secondo i dati di letteratura, il famoso interruttore che induce la fine o l'inizio della diapausa è posto a 13,5 ore. Quindi a 13,5 ore cosa succede? Succede che l'insetto, quando il valore supera la 13,5 in primavera, finisce la diapausa, e quando il valore scende al di sotto delle 13,5 ore in autunno viene indotta la diapausa. Quindi se noi mettiamo su un grafico le ore di luce, che sono in questo caso queste, dipendendo appunto solo dalla latitudine, poi possiamo fare un calcolo molto semplice per ottenere una funzione di ripartizione della diapausa. Le ore di luce meno 13,5 diviso il massimo delle ore di luce calcolate per quel determinato punto geografico, che sappiamo benissimo, anche questo è fisso, il massimo di ore di luce ce l'abbiamo tra il 20, il 21, 22 giugno, quindi intorno a quella data io ho scelto il 21 giugno, che è proprio il classico cambio anche di stagione, e quindi cosa otterremo? Otterremo una funzione di questo tipo, che si poteva fare anche semplicemente mettendo, diciamo, l'interruttore qui e calcolando tutto a 1. In realtà io penso che
biologicamente comunque l'insetto sia anche un pochettino influenzato davvero da un certo numero di ore di luce, quindi ho derivato una funzione molto semplice che ci permette di stabilire appunto l'inizio e fine diapausa. Come vi dicevo all'inizio, noi abbiamo però a che fare, perché adesso il problema qual è? Adesso io devo calcolare, devo collegare tutte queste cose e tirare fuori un modello, cioè tirare fuori un risultato. Perché io posso calcolare un indice di rischio, ma questo indice di rischio come lo correlo ai miei dati? Qual è il problema? Abbiamo una grossa variabilità. Ad esempio, come vi dicevo, non mi stancherò mai di dirvelo, prendiamo per esempio i dati delle catture in trappole, la variabilità dei dati è estremamente grande. Abbiamo dei giorni in cui prendiamo magari 2 insetti, la settimana dopo ne prendiamo 35, la settimana successiva ne prendiamo 1, la settimana dopo ne prendiamo di nuovo 20. Quindi la variabilità è estremamente grande. Quindi di fatto siamo nell'impossibilità comunque di realizzare un modello quantitativo. Bisogna realizzare un modello qualitativo. Io ho usato per il modello base i dati delle catture, quindi i dati relativi alle trappole, perché il monitoraggio, poi vedremo in seguito, il monitoraggio è diverso perché il monitoraggio praticamente è meno sensibile delle catture. Le catture sono certo perlomeno che l'insetto c'è e in quale, diciamo, fra virgolette, quantità è presente. Allora, cosa succede? Utilizzando i dati delle catture, io posso fare questo sistema per classificare i miei dati. Cioè, divido i dati delle catture in 2 classi. Queste 2 classi le ho così calcolate. La prima, la classe 1, è la presenza di soli adulti. Questo si verifica per esempio a inizio stagione. A inizio stagione noi abbiamo un certo periodo di tempo in cui noi catturiamo solo degli adulti. Perché? Perché sono gli individui svernanti che si svegliano praticamente e migrano verso le colture per nutrirsi e poi successivamente per deporre le uova e successivamente avere larve e neanidi e di nuovo nuovi adulti. Quindi i soli adulti li troviamo prevalentemente a inizio stagione. Poi avremo una classe 2 in cui io ho messo la presenza contemporanea di adulti e di stadi giovanili. In realtà ci sarebbe anche una classe 0 che però per il modello, cioè che significa né adulti né giovani, ma vediamo come l'ho calcolato in un modo diverso. Quindi classe 1, presenza di soli adulti, classe 2, presenza contemporanea di adulti e stadi giovanili, indipendentemente dal numero. Non ho calcolato un adulto, 3 adulti, 5, 10 ninfe, 20 neanidi. Indipendentemente dal numero, io ho preso semplicemente una decisione binaria. Sì, no. Quindi presenza di adulti e stadi giovanili. Quindi 1, 2. Quindi una classificazione binaria. Questo perché? Perché innanzitutto ho cercato anche un po' in letteratura, non esiste al momento, oppure ci sono in fase di sperimentazione, delle soglie in cui, per esempio, ti dice se nella trappola io trovo più di 10 adulti ho un certo livello di pericolosità. In realtà anche queste soglie sono molto aleatorie. Diciamo che quello che interessa a noi, e poi vedremo come combinare bene questa cosa qui, è per esempio la presenza di soli adulti, in cui vuol dire che io in quel momento lì, se il mio modello funziona bene, mi dice attenzione perché gli adulti svernanti cominciano a migrare, e la prima presenza contemporanea di adulti e giovanili, perché vuol dire che gli adulti sono in una fase in cui hanno già deposto le uova sono già sviluppate e compaiono i primi stadi giovanili. Quindi identificare questo periodo tra classe 1 e classe 2 e poi giocare in questo periodo per mettere una soglia.
si può fare benissimo. Allora, innanzitutto l'approccio, questa è la seconda parte dell'approccio, quindi abbiamo visto il calcolo dell'indice di rischio. L'indice di rischio, adesso cerchiamo di correlare questo indice di rischio a queste due classi. Come? Utilizzando un'analisi logistica discriminante. Questo cosa vuol dire? Innanzitutto la parola discriminante, discriminare. Discriminare non vuol dire, non è in senso negativo, cioè io non discrimino nessuno. In realtà discriminare vuol dire separare, separare in due gruppi ben definiti, separare in gruppi ben definiti una certa quantità di cose. Io uso l'analisi, esistono due tipi di analisi discriminante. Un'analisi discriminante lineare e un'analisi discriminante logistica. Di solito quando io devo dividere le classi devo dividere una certa variabile in più di due classi, uso una discriminante lineare. Quando io ho una risposta binaria, posso usare un'analisi logistica, che dal punto di vista biologico è più interessante perché abbiamo visto già dall'inizio la maggior parte dei processi biologici sono legati da una funzione logistica, da una sigmoide, da una curva. Non sono lineari, ma sono legati da una sigmoide. Cosa succede con l'analisi? Come funziona? Funziona in questo modo. Io ho due classi, classe 1 e classe 2. Io devo trovare una funzione logistica, in questo caso una curva, in cui è possibile discriminare esattamente chi si trova in classe 2 e chi si trova in classe 1. Questa curva logistica, da che cosa dipende? Innanzitutto cosa rappresenterà? Rappresenterà una probabilità. Quindi una probabilità di trovare un individuo in classe 1 o probabilità di trovarlo in classe 2. Questa probabilità dipende da cosa? Da una variabile o una o più variabili che spiegano questa probabilità e soprattutto poi da una soglia discriminante. Cioè, se io calcolo la probabilità, a un certo punto arriverò ad una soglia in cui dirò tutti i valori che cadono in questo intervallo fino alla soglia sono in classe 1, tutti i valori che cadono da questo intervallo a 1, perché parlando di curva logistica qui avremo il 100%, 1 probabilità, sono in classe 2. Allora, tento di spiegarvelo perché non è almeno, magari qualcuno lo sa già, quindi meglio. Per chi non lo sa è un po' difficile. Due classi e devo separare queste due classi con una funzione. Come funziona dal punto di vista proprio pratico? Quindi devo andare a cercare una probabilità. Questa probabilità di trovare degli individui in classe 1, quindi presenza di solo adulti, probabilità di trovare degli individui in classe 2, presenza contemporanea di adulti e stadi giovanili. Quali sono le variabili? Le variabili sono la mia media mobile dell'indice di rischio e la diapausa e la generazione. Io ho introdotto un nuovo parametro, generazione, che viene calcolato semplicemente con una somma di gradi giorno, con base 11 gradi. Quando raggiungo 563 gradi giorno io ho il cambio generazione, quindi di fatto generazione avremo 1, 2, 3 a seconda dell'andamento dei gradi giorno. Quindi media mobile, diapausa e generazione. E la probabilità come viene calcolata? Viene calcolata semplicemente con una funzione logistica. Quindi probabilità uguale 1 diviso
1 più esponente meno, e poi la conoscete benissimo perché l'abbiamo ripetuta all'infinito, è una commissione lineare che però diventa logistica perché uso il termine esponente. Quindi sarà A, costante, più B per tasso di, la media mobile del tasso, scusate, l'indice di rischio, più C per la generazione, più D per tasso di, la combinazione di due fattori, indice di rischio e generazione, più il G per la diapausa. Quindi è una combinazione di fattori. Se torniamo al nostro grafico di prima, vedete, classe 1, classe 2, la funzione che calcoliamo grazie alle variabili che sono queste qua, generazione, diapausa e indice di rischio, e viene messa una soglia discriminante allo 0,5%, cioè, scusate, al 0,5, che significa 50%. Ovvero, quando io calcolo questo valore, valore classe, e trovo un valore minore di 0,5, la combinazione di questi fattori mi dice che io sono in classe 1, quindi troverò solo adulti. Quando io faccio questo calcolo e la combinazione di questi fattori mi dà un valore di 0,8, io sono qui e io troverò adulti e stadi giovanili perché 0,8 è maggiore di 0,5. Quindi io prendo, cosa faccio? Prendo tutti i miei dati, facciamo una cosa, lo vediamo un attimo in Excel così magari lo capite meglio, spero. Perché è un concetto un po' ostico, ma lo riprenderemo. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Ecco, la vedete la tabella? Si vede la tabella? Sì. Ok, perfetto. Allora, qui praticamente ci sono tutti i dati già utilizzati come già calcolati su base giornaliera. Qui abbiamo il tasso di sviluppo, qui abbiamo il tasso di fecondità, qui abbiamo il tasso di sopravvivenza. Qui vedete abbiamo le catture giovani, catture adulti. Qui praticamente cosa succede? Per ogni giorno in cui io trovo un valore di cattura, quindi in questo caso abbiamo adulti sì, niente giovani, quindi sarà una classe 1, questo è il valore della classe. Praticamente cosa vado a vedere? Vado a vedere la combinazione tra tasso di sviluppo, tasso di fecondità, no scusate, l'indice di rischio sui 7 giorni, che è questo qua, il numero di generazioni, che è questo qua, e la diapausa, che è questa qua. Quindi praticamente in base a questo io vado a calcolare con la mia formula matematica e ottengo un valore di funzione che è 0,02. 0,02 è minore di 0,5, quindi mi troverò in classe 1. Se mi trovo in classe 1, vado a vedere, su classe 1 vuol dire solo adulti, in effetti io a questo giorno avevo solo gli adulti. Ripetete tutto questo per ogni dato di monitoraggio in cui abbiamo catture giovanili e catture adulti, praticamente abbiamo la nostra combinazione che che diventerà una tabella finale, cioè una tabella di questo tipo, in cui viene disposto, questo si chiama anche una matrice, una cross matrix o classification table. Praticamente noi vediamo qui che io ho, per esempio, in 110 casi di quelli analizzati, io ho solo adulti.
Il mio modello, nel classifica, cioè comparando il dato del modello e il dato della realtà, della trappola, mi dice che io la classe solo adulti la trovo in 83 casi e il mio modello mi dice che ci sono in classe solo adulti anche in altri 27 casi che in realtà però non sono corretti. Se vado a prendere la classe 2 mi dice che su 68 casi, in 50 casi il mio modello mi dice sono nella stessa classe, in 18 casi il mio modello dice no, guarda che sei in classe 1. Quindi in questo caso i 27 casi in cui io dal modello ho 1, dalla realtà ho 2, il modello cosa fa? Il modello cosa fa? No, è il contrario, scusate. Nel caso io ho 1, nel caso il mio modello dice 2, al contrario, scusate, il mio modello dice 2 e trovo 1, il mio modello sovrastima. Nel caso inverso il modello sottostima, cioè il modello mi dice guarda che c'hai una classe 1, in realtà io trovo un 2, quindi il mio modello ha sottostimato. Se il mio modello dice 2 e io trovo 1, il mio modello ha sovrastimato. In questo tipo di modelli la cosa più pericolosa, la cosa più negativa sono le sottostime. Le sovrastime le posso anche tollerare perché dico, vabbè, ho sbagliato, però voglio dire, comunque ci ho beccato perché qualcosa c'è. Se io però ti dico, guarda che non c'è niente, e invece c'è 2, allora a quel punto lì il modello è pericoloso perché il modello sottostima e mi dice, accidenti, guarda che hai delle sottostime che sono pericolose. Da questo tipo di tabella, da questa tabella noi possiamo tirare fuori dei valori interessanti. Innanzitutto, che cos'è questo 83? Questo 83 sono i veri negativi, chiamati veri negativi, cioè il numero di casi trovati negativi dal test che sono effettivamente negativi. Negativi, attenzione, negativi non vuol dire meno, negativi vuol dire semplicemente che sono esatti, i veri negativi. Poi abbiamo i falsi negativi, cioè il numero di casi trovati negativi dal test che sono effettivamente positivi. Poi abbiamo ancora i falsi positivi, qui in realtà questo quadratino andava sul 18, cioè il numero di individui trovati positivi ma che di fatto sono negativi, numero di individui positivi al test ma sono negativi, quindi sovrastime. Qui sono sottostime, qui sono sovrastime. I veri positivi sono il numero di casi trovati positivi dal test che sono effettivamente positivi. Quindi qua vediamo che se noi facciamo semplicemente delle percentuali, troviamo che il mio modello è corretto nel 75,5% dei casi quando io vado a trovare solo gli adulti e nel 73% dei casi quando io cerco adulti più stadi giovanili. In totale ho una, diciamo, attendibilità del modello del 74%, che è, diciamo, una buona quota di attendibilità. Levatevi dalla testa il 90%, il 99% di attendibilità di precisione del modello. Non è possibile, non esiste. Di solito noi consideriamo un modello buono quando siamo intorno al 70-80% di previsioni corrette. Perché cosa vuol dire? Che noi in quel 70-80% di previsioni becchiamo la maggior parte dei casi. Poi ci sono gli estremi, in cui entrano dei fattori che noi non siamo in grado di mettere nel modello. Quindi una quota tra il 20-30% di incertezza c'è purtroppo comunque. Ma ricordatevi che noi non parliamo di un modello che deve prendere una decisione, ma parliamo di supporto alla decisione. Quindi di fatto noi dobbiamo comunque sempre infilarci gli stivali
andare fuori e guardare cosa succede nella realtà. Questa tabella cosa ci dice anche? Ci fa calcolare anche dei parametri interessanti. Il primo parametro è la specificità. Il modello è specifico, cioè vuol dire, cosa dice? Specifico vuol dire che riesce a discriminare bene i due casi. Quindi la specificità, che è chiamata anche proporzione di veri negativi, è il rapporto tra gli individui negativi correttamente rilevati dal test e tutti gli individui negativi. In altre parole, la specificità consente di misurare l'efficacia del test per gli individui negativi. Il test, com'è il test? È perfetto se la specificità è uguale a 1. 1, 1, 100%, quindi il modello perfetto. Completamente casuale se la specificità è 0,5, controproducente se è inferiore a 0,5, ossia praticamente quel calcolo, che poi non è nient'altro che la percentuale di corretti, perché 83, cioè i corretti negativi diviso corretti negativi più falsi negativi, 0,75, vedete che è la stessa cosa. Quindi il modello, diciamo, funziona bene dal punto di vista della specificità, ossia è specifico, riesce a discriminare bene i due casi, soprattutto quelli negativi. Un altro valore che possiamo calcolare è il numero di falsi negativi, chiaramente è uguale a 1 meno la specificità è uguale a 0,25. Quindi vedete nel 25% dei casi il modello, in questo caso, la classe 1 non la prende correttamente. Il secondo parametro che possiamo calcolare è la sensibilità, ossia quanto è sensibile il modello. In questo caso è il rapporto tra gli individui positivi correttamente rilevati dal test e tutti gli individui positivi. Permette di misurare l'efficacia del test per gli individui positivi e, analogamente alla specificità, ho sbagliato, scusate, il test è perfetto per gli individui positivi se la sensibilità è uguale a 1. Completamente casuale se la sensibilità è 0,5, controproducente se è inferiore a 0,5. Quindi io devo bilanciare bene questi due parametri. 100% e 100% non potranno esistere, a meno che io non fabbrichi artificialmente i dati. Potranno esistere delle variazioni comunque tra i due. Qui potrebbe essere 75, qui potrebbe essere solo 55. O qui potrebbe essere 75, qui 80, quindi esiste comunque una certa variazione. C'è un metodo per calcolare, o meglio, quello che abbiamo visto finora, abbiamo detto, è con una soglia posizionata a un valore di probabilità di 0,5, ossia quando la funzione supera lo 0,5 io cambio la classe. Però lavorando in natura è sempre così, è sempre il 50% che discrimina le due classi. In realtà potrebbe anche non essere così, cioè il test, come si dice, la soglia potrebbe essere spostata o sotto, quindi minore di 0,5 o sopra, maggiore di 0,5. Perché? Perché magari, per esempio, quando io prendo la classe 1, e la classe 1 sono solo adulti e il periodo è molto breve, perché poi dopo compaiono quasi subito, dopo un paio di settimane, gli stadi giovanili, e gli stadi giovanili poi vanno avanti col misto degli adulti per tutta la stagione, quindi di fatto la prima parte è più piccola rispetto alla seconda parte. Quindi di fatto potrebbe darsi che magari gli adulti, la soglia potrebbe essere abbassata o al contrario elevata, perché magari, come in questo caso, per esempio, possiamo notare, ci sono più casi in cui ci sono solo adulti e ci sono meno casi in cui ci sono adulti giovanili, ma in realtà dobbiamo fare comunque
Perché ci sono più, in questo caso, perché ci sono più casi? Perché il monitoraggio poi a un certo punto si interrompe, perché non serve più. Quindi di fatto in questa base di dati, che è una base di dati in cui ci sono dentro le prove di le catture di 6 località in 2 anni, quelle plausibili, quindi le ho ridotte un po', i casi totali sono 178, in realtà poi questa base dati la possiamo ampliare e il buon Sandro sta già mettendo insieme altri dati che possono essere utili per aumentare la base di dati. Quindi questa soglia si può spostare al di sopra o al di sotto. E come faccio? Posso fare, c'è una cosa molto esempio, posso fare per tentativi, oppure c'è un metodo che mi dice oltretutto anche se il mio modello è affidabile o non affidabile. In questo caso diciamo lo prendiamo per affidabile, ma vediamo se è veramente così. Si misura quella che si chiama la curva ROC, non ROC come Adriano Celentano, ma ROC come ROC. ROC cosa significa? Poi lo vediamo. Intanto dobbiamo fare un piccolo salto nel tempo e dobbiamo andare purtroppo a una data un po' triste, perché il 7 dicembre 1941 alle ore 7:02 gli aerei giapponesi, di caccia dei bombardieri giapponesi, si avvicinano alla base americana di Pearl Harbor. Siamo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, per quello che riguarda America e Giappone. In realtà questi aerei furono avvistati dalla postazione radar di Opana Point, una montagna che si trova sopra Pearl Harbor, che era l'unica attiva oltretutto delle 9 installate sull'isola. Gli americani, c'erano anche dei film, vedete, erano abbastanza tranquilli, cioè erano alle Hawaii, c'era il sole, c'era la musichetta, c'era l'ukulele, tutto quanto, quindi erano di fatto belli belli tranquilli. Quindi non pensavano mai più che qualcuno potesse attaccarli, si sentivano molto protetti, molto forti in quella baia. Quindi di 9 stazioni radar installate sull'isola, oltretutto il radar era agli inizi. In Giappone, nel Giappone nei tedeschi avevano ancora il radar, li avevano gli americani e gli inglesi. Quindi il radar era agli inizi, però l'unica stazione attiva era appunto, c'era una su 9. C'è questo soldato Elliott che si stava addestrando sotto una supervisione dell'altro soldato, e questi 2 radaristi alle 7:15 avvisano il centro di Fort Chaffee che stava succedendo qualcosa. Sul radar avevano visto gli aerei giapponesi. Però ovviamente questi 2 radaristi erano soldati semplici o erano comunque sottufficiali, dovevano avere la preoccupazione, cioè l'approvazione di un ufficiale. E passano questa informazione al tenente pilota Tyler, il quale prende la sua jeep, parte su, va a vedere, e anche lui, poveretto, non ha esperienza. Però siccome nei suoi piani di volo c'era che dovevano arrivare dei bombardieri, quindi dice, sono i nostri bombardieri, quindi sono i bombardieri americani che stanno atterrando, stanno arrivando, quindi li vediamo sul radar, è una bella macchia, e quindi non c'è assolutamente da preoccuparsi. E disse anche qui una frase che è rimasta poi famosa, che dice don't worry about it, non vi preoccupate di questo. E pensate un po', poi sapete invece come è andata a finire, che in realtà gli aerei americani non erano aerei americani, erano aerei giapponesi, e hanno fatto uno dei più grossi massacri della storia. Quindi questo cosa vuol dire? Purtroppo molte cose che poi diventano utili nella vita di tutti i giorni, nella vita normale, derivano da eventi negativi. Quindi le guerre non sono mai positive assolutamente, qualsiasi guerra è da ripudiare. Però molte cose purtroppo che vengono dalla guerra, poi molti sistemi specifici che vengono dalla guerra, in realtà poi possono essere poi efficacemente utilizzati anche nelle vite di tutti i giorni. In modo particolare, durante la Seconda Guerra Mondiale, i sistemi radar, appunto agli albori, agli inizi, consentivano di
caratterizzare un oggetto con questi parametri: la latitudine, la longitudine, l'altitudine e la velocità. Tuttavia, questi parametri non erano sufficienti, cioè non si poteva classificare un semplice puntino che appariva sul radar in base a questi tre parametri come è un aereo amico o un aereo nemico, è uno stormo di uccelli, e sono delle nuvole particolarmente dense, quindi di fatto non c'era questa possibilità. Di fatto si vede c'è qualcuno che si avvicina, come gli americani per Harbour, c'è qualcuno che si sta avvicinando in massa. Allora cosa succede? Ci cerca di identificare questa massa che si avvicina. Quindi cosa faccio? Innanzitutto scarto tutti i parametri non compatibili. Quindi cosa succede? Se io vedo una massa di aerei che si avvicina, innanzitutto confronto i piani di volo, guardo il piano di volo. Deve arrivare un certo numero di bombardieri, deve arrivare degli aerei, prendiamo degli aerei civili, deve arrivare il volo della Lufthansa che da Milano porta a Francoforte. Quindi di fatto confronto il piano di volo. Se il piano di volo è corretto, allora dicevo probabilmente è un aereo, in questo caso chiamiamo un aereo amico. Se il piano di volo non corrisponde, dice guarda che a quell'ora non deve esserci niente lì, allora potrebbe essere un nemico. In realtà è difficile, basta il piano di volo, perché in caso di nemico cosa succedeva in guerra innanzitutto? Se io andavo a identificare il puntino come nemico, cosa succede? Vado a intercettarlo, quindi faccio partire i miei caccia che vanno a intercettare i bombardieri nemici. Ma questo avveniva con un certo ritardo, nel senso che io vedo sul radar, prendo la decisione, do l'allarme, i piloti saltano sugli aerei, partono, intanto però quegli altri si sono avvicinati ancora di più. Quindi cosa bisognava studiare? Bisognava studiare un qualche cosa che mi dicesse guarda che quella cosa che tu vedi avvicinarsi è sicuramente un nemico e quindi tu cosa fai? Se sei sicuramente nemico attivi subito la contraria, fai partire subito tutto, non perdi tempo ad andare a cercare piani di volo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un qualcosa che ti dicesse in anticipo cosa poteva succedere. Quindi se c'erano dei nemici reagire il più in fretta possibile. Quindi di fatto, come possiamo vedere, abbiamo anche qui due classi, amico o nemico, quindi una classificazione binaria. E non nasce qui, però diciamo si può applicare anche qui un'analisi discriminante logistica, in cui vediamo appunto in base all'altitudine, alla velocità, alla posizione, quale piano di volo, quale tipo di aereo è, amico o nemico, o viceversa. E dove pongo questa soglia però? Perché la soglia è quella che mi fa decidere, se io sono qui, allora posso stare tranquillo, è sicuramente un nemico. Se io sono qui, posso stare tranquillo perché è sicuramente un amico. Se sono qui, il margine di incertezza rimane. Quindi devo andare a vedere, ma è veramente 0,5 questa soglia, oppure 0,6, oppure 0,4? Quindi si è sviluppata, viene a calcolare questa ROC curve. E come si calcola la ROC curve? ROC significa Restatement Operating Characteristic Curve. Si prendono i nostri dati e si calcola con diverse soglie i parametri che abbiamo appena visto, sensibilità e specificità. Quindi soglia 0, ovviamente se io prendo una soglia 0, andiamo a far vedere. Se io prendo una soglia 0, tutti i valori, o 1 o 2, sono valori 1. In realtà però sono una parte corretta e una parte sbagliata. Quindi soglia 0, tutti sono 1, soglia 1, tutti sono 1 dall'altra parte. Se io vado a prendere la soglia 1 di qua, soglia 0, saranno sbagliati tutti questi qua. Soglia 1, saranno sbagliati tutti questi qua.
E quindi di fatto vado a calcolare per un intervallo di soglie, che potrebbe essere questo qui, semplicemente da 1 a 9, che cosa? Da quella tabella la sensibilità e la specificità. E poi dalla specificità calcolo 1 meno. 1 meno, cioè vado a cercare dove sono gli errori. Prendo queste due colonne e faccio un bel grafico in cui avrò sull'asse delle Y la sensibilità e sull'asse delle X 1 meno specificità, e non è nient'altro che il numero dei falsi positivi. E ottengo una curva di questo tipo. Questa è una ROC curve. Cosa ci dice questa curva? Ci dice innanzitutto che più questa curva sarà vicino all'1 e più il mio modello sarà corretto, nel senso che quando la sensibilità è 1 e il numero di falsi positivi è 0, io ho il 100% di successo. Quindi di fatto questa curva sarà spostata tutta qua. Man mano che la mia curva scende e si sposta verso l'1 da quest'altra parte, ovviamente io ho degli errori. Se sono in questo caso, cioè se il numero di falsi positivi è il 100%, il mio modello è falso, cioè non discrimina assolutamente niente. Quindi se vado a mettere come si dice, separare questo grafico in due parti esattamente uguali, l'area, e posso andare a calcolare poi l'area sotto la curva, la UC, avevamo già visto la UDPC, in questo caso vediamo la UC. La UC cosa dice? Cosa ci dice? Corrisponde alla probabilità che un evento positivo sia stato classificato come positivo dal test nell'intervallo dei possibili valori soglia. Come vi dicevo, il modello ideale ha una UC uguale a 1. Il modello casuale ha una UC uguale a 0,5. Un modello, diciamo, per quello che riguarda la parte della biologia, non certo per i radar militari, ma un modello che riguarda la biologia è considerato buono se il valore di AUC è maggiore di 0,7. Un buon modello discriminante comunque ha un valore di AUC compreso tra 0,87 e 0,9. Un modello con un AUC maggiore di 0,9 naturalmente è eccellente, però è difficile nel nostro caso, nel caso in cui noi abbiamo a che fare con dati biologici, è abbastanza difficile avere un AUC così alto. Se noi guardiamo il nostro modello, quello che abbiamo sviluppato fino adesso, e noi andiamo a calcolare l'AUC, abbiamo un AUC di 0,78 che è un valore relativamente buono. È un modello che discrimina abbastanza bene le cose. Io per oggi la finirei qui come lezione, come spiegazione, perché mi rendo conto che è veramente una cosa un po' ostica. Quindi lascio spazio per il momento alle domande.